Venezia ferita dai danni di oltre 1 miliardo per l'acqua alta. Il sindaco commissario Brugnaro spiega il meccanismo per ottenere i ristori, intanto il FAI avverte: con questo sviluppo Venezia condannata a morte. Il numero 1 della mafia, Matteo Messina Denaro, nascosto per qualche giorno nella Marca Salgareda nel 2014, rivelazione shock di un pentito, comunità incredula. Orribile incidente a Fiesto d'Artico, un 62enne in bicicletta viene investito da un tir che lo trascina per diversi metri sotto gli occhi dei residenti prima di fermarsi. Nasce anche in Veneto il movimento delle sardine, secondo i promotori già quasi 5.000 da diverse province pronti a scendere in piazza. Non siamo contro Salvini e la Lega, dicono, ma contro populismi e sovranismi. Teatro Goldoni gremito ieri per il dibattito sul referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. A 2 settimane dal voto il clima è sempre più bollente. Sarebbe stato un dipendente infedele di una sala slot a rivelare a 2 banditi dettagli importanti per riuscire a mettere a segno una rapina nel Padovano. I carabinieri sono arrivati anche a lui e lo hanno arrestato. Bandiera del Veneto vietata allo stadio Euganeo di Padova. Il consigliere regionale leghista Fabrizio Boron annuncia: regalerò il gonfalone al questore. La risposta: rispetto la bandiera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura dunque la conta dei danni dopo il maltempo e l'acqua alta straordinaria a Venezia. Il commissario per l'emergenza, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anticipa come si procederà con i ristori, per i quali sarà necessario allegare gli scontrini fiscali dei nuovi acquisti. Quando arrivano i soldi da Roma, entreranno in Banca d'Italia, nel conto della Banca d'Italia, noi per erogare sui singoli conti abbiamo bisogno che queste persone ci portino gli scontrini delle cose, perché è la legge che lo prevede. È la notizia del giorno: niente scontrini, niente ristori, così per tutti i veneziani sommersi dall'acqua alta del 12 novembre scorso. Il principio vale naturalmente per i nuovi acquisti che andranno a sostituire i vecchi rimasti allagati o danneggiati. Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate sia dai privati che dalle aziende. Quando viene approvato il costo e viene finanziato, ti viene dato il corrispettivo sulla base appunto dello scontrino che porti del riacquisto del bene. Diversa la procedura di richiesta, che potrà essere inoltrata via internet o cartacea tramite i CAF per i privati, con quest'ultimi che per gli indennizi fino ai 5.000 euro dovranno compilare un apposito modulo. Conviene andare in lettera C e avere tutto il danno che hai ricevuto, perché è semplificato, piuttosto di fare chissà che conti. Ecco perché serve un'assistenza specifica. Per quanto riguarda le imprese e i risarcimenti fino a 20.000 euro, in fase di accordo la convenzione per l'assistenza gratuita per la compilazione dei moduli. Ma io penso che la prossima settimana, a metà settimana, secondo me sono già pronti per mandare avanti le norme, mandare avanti le domande. 30 giorni il governo, perché c'è scritto nell'incarico di commissario, rispetteremo quei tempi, entro quei tempi là. E io penso che 2 mesi dovrebbero avere i soldi contanti. L'acqua alta eccezionale di Venezia nelle prossime ore, in tarda mattinata, verrà discussa nell'Aula del Senato con apposita mozione, e quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E intanto gli albergatori veneziani, che fanno capo alla medesima associazione, chiederanno a tutti i loro ospiti un contributo di €1 per la città, donazione che verrà versata sul conto aperto dal Comune. A Venezia bisogna pensare ad un nuovo modello di sviluppo. Quello degli ultimi decenni, così come dimostrano le ultime acque alte, sta uccidendo la città. È il durissimo giudizio del FAI sugli avvenimenti della scorsa settimana. Venezia è un contesto, non è una cosa isolabile, perché è nata nelle acque speciali della laguna che non sono mare, mentre ora la laguna sta praticamente diventando un braccio di mare, e questa è la morte garantita di Venezia. Una tragedia di morte galoppante incombe su Venezia. Indro Montanelli lo aveva già denunciato in un documentario televisivo del lontano 1969. Lo ricorda oggi il presidente onorario del FAI, Giulia Maria Crespi. I vertici nazionali del Fondo Ambiente Italiano sono qui, a Venezia, in occasione dell'apertura al pubblico di Casa Bortoli, recentemente donata alla Fondazione, e il giudizio sulla catastrofica settimana di acqua alta è molto severo e chiama in causa la classe politica degli ultimi decenni. La laguna, che una volta era in grado, come dire, di assorbire, di mitigare questi eventi che erano rari,
Ora non è più in grado di farlo e abbiamo potuto dimostrare da quando hanno cominciato a scavare i grandi canali. Ne vogliamo scavare degli altri? Per salvaguardare la delicatezza di Venezia, sostiene il FAI, occorre uno sviluppo speciale rispetto alle altre città e il bellissimo appartamento donato alla Fondazione da Sergio e Carla Vertoli nel 2017 sarà, oltre che visitabile su prenotazione, anche centro di confronto e approfondimento sul futuro di Venezia. Dalle finestre si ammira la Chiesa della Salute, che ancora non esisteva quando nel 1500 fu costruito questo palazzo. Da questa quadrifora si è visto il mondo e si è visto nel 1680 circa sorgere questo meraviglioso monumento che Venezia eresse in ringraziamento della fine della tragedia della peste. Oggi guardiamo questo monumento in un momento di un'altra tragedia, una tragedia che però può andare avanti e può anche peggiorare. Un'altra giornata di tregua nel Bellunese sul fronte maltempo, in attesa di una nuova perturbazione prevista a partire da venerdì. Resta caldo il fronte delle frane. Si lavora a ritmo sostenuto approfittando dei brevi sprazzi di sereno che di tanto in tanto si fanno spazio nel cielo plumbeo che avvolge da giorni tutta la provincia di Belluno. A Schiucazzi il lavoro delle macchine operatrici si è spostato a Monte del Versante in frana. È da lì sopra, come gli abitanti del borgo richiedevano, che si deve scaricare il peso della frana che minaccia la frazione. Ieri si è sbriciolato l'enorme sperone oramai spaccato in tre che avevamo mostrato nella diretta di domenica, quando a occhio nudo i movimenti della frana si sono palesati davanti all'obiettivo della nostra telecamera. Ha dovuto lasciare la sua casa assieme alla mamma anziana, la signora che avevamo incontrato la scorsa settimana. Si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora, io ho anche la mamma anziana. Scendendo da Schiucazza a Soverzene è definitivamente ceduta sotto la spinta dell'acqua del Piave la ciclabile che era stata risistemata dopo i danni causati da Vaia e ora ci si interroga se abbia senso ripristinarla o se affrontare un intervento radicale con la realizzazione in quell'ansa del fiume di un vero e proprio argine di difesa. A Donte, risalendo verso la 251 della Val Zoldana, i lavori per liberare la strada della frana procedono a ritmo serrato. Le ruspe raccolgono i detriti smossi da un ragno che opera in bilico sul pendio. A quei lavoratori altamente specializzati va il plauso dei cittadini che li osservano con il fiato in gola. Sanno quello che fanno, ci dicono, auspicando che nessuno si sogni di intralciare quella professionalità. Lasciamo la pagina dedicata al maltempo, ma continuiamo con la cronaca. Paura a Padova per un vasto incendio che si è sviluppato poco prima delle 17 in via Armistizia all'uscita dalla tangenziale, coinvolto il capanno di un'abitazione con all'interno delle auto. Al lavoro i vigili del fuoco di Padova, sul posto presenti anche 2 ambulanze con i sanitari del SUEM. Secondo le prime notizie potrebbero essere coinvolte anche delle persone. Grande la preoccupazione dei cittadini, diverse le telefonate giunte ai numeri di soccorso in questi minuti per una nuvola nera ben visibile anche da lontano. Il numero 1 della mafia, Matteo Messina Denaro, si sarebbe nascosto per alcuni giorni nel 2014 nella Marca Trevigiana, a Salgareda per l'esattezza. La comunità di fronte a questa notizia è sotto shock. Sinceramente sono rimasta stupefatta perché mai avrei pensato. Certo, non sono al corrente di tutto quello che succede, sono rimasta veramente sbigottita, altro non so che dire. Ornella Molon è uno degli imprenditori simbolo di Salgareda, mai avrebbe immaginato di trovare il nome di Campo di Pietra nelle cronache di mafia, ma tutta la località è sotto shock per una notizia che ha presto fatto il giro d'Italia. Matteo Messina Denaro, il ricercato numero 1 di Cosa Nostra, l'erede di Totò Riina, si sarebbe nascosto per qualche giorno in una cantina da queste parti, in una casa isolata di colore giallo, pare nel 2014. La clamorosa rivelazione è stata fatta da un collaboratore di giustizia, il siciliano Emanuele Merenda, membro dell'organizzazione criminale smantellata dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese a Eraclea, che ha portato in cella anche l'ex sindaco. Secondo il pentito di mafia, il boss dei boss si sarebbe rifugiato a Campo di Pietra, ospite di Vincenzo Centineo, pure lui siciliano, è finito agli arresti sempre nell'ambito dell'inchiesta sulla mafia del litorale. La testimonianza è ritenuta attendibile dalla Procura di Venezia e traccia un quadro davvero inquietante. Salgareda, che arriva da Eraclea anche, no? Questa è la realtà, purtroppo.
Non pensavamo arrivare a tanto. Non si pensa mai su un paesetto così di trovare, di sentire queste notizie per il giornale. Guardando l'esempio di Eraclea sicuramente qualcosa c'è. È una notizia che lascia un po' esterefatti, perché comunque nel territorio non pensavamo che anche qui si sentono questo tipo di notizie, insomma. Però siamo aperti a tutto ormai, c'è di tutto di conseguenza. Incidente mortale questa mattina in pieno centro a Fiesso d'Artico, un ciclista è stato travolto da un tir, è morto un 62enne. La bici incastrata sotto le ruote del camion, qualche metro prima sparse sull'asfalto alcune mele. Sono i fotogrammi della tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 11:30 in pieno centro a Fiesso d'Artico. Sergio Cassandro, 62 anni, ne avrebbe compiuti 63 il prossimo 26 dicembre, era in sella alla sua bicicletta, la borsa della spesa appesa al manubrio. Stava percorrendo via Riviera del Brenta in direzione Dolo quando da una prima ricostruzione della polizia locale sarebbe stato agganciato da un camion austriaco che procedeva nello stesso senso di marcia e trascinato per alcuni metri. A terra resta la scia di sangue, poco più in là il corpo senza vita di Cassandro. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM che hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi, l'uomo è deceduto poco dopo. La drammatica scena si è consumata davanti agli occhi scioccati di passanti e commercianti. Sconvolta la comunità fiessese, Cassandro era molto conosciuto in paese, ci racconta il sindaco Andrea Martellato. L'incidente ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità, con traffico a senso alternato e lunghe code in entrambe le direzioni. La politica anche in Veneto monta il movimento delle sardine. Il fondatore originario di Adri, in provincia di Rovigo, parla al momento di circa 5.000 aderenti. Invaderemo gioiosamente le piazze del Veneto per far sentire la nostra voce. Il movimento delle cosiddette sardine si allarga da una città all'altra in Italia. I flash mob degli oppositori del Carroccio si stanno moltiplicando e presto li si vedrà anche nelle piazze di un Veneto per la stragrande maggioranza leghista. Esiste un gruppo regionale che fa da coordinamento per i vari gruppi provinciali. Adesso abbiamo gruppi a Padova, Rovigo, Venezia. Si stanno formando i gruppi di Treviso e Vicenza. Verona e Belluno ancora nulla, ma siamo ottimisti per un prossimo futuro. Il gruppo regionale conta più di 1.000 componenti. Il gruppo di Padova credo si stia avvicinando ai 2.000. Sardine alla Veneta, quelle fondate da Finotti, sarde in Saor si autodefiniscono per regionalizzarsi, ma al di là delle appartenenze il messaggio da lanciare e l'obiettivo da raggiungere sono condivisi da nord a sud. Chiaramente le sardine si pongono contro l'onda populista che sta montando in Italia, fuori da ogni identità partitica, e ci tengo a sottolinearlo. Non è un movimento contro Salvini e non potrà mai essere un movimento contro una persona. Non è un movimento contro, ma è un movimento per, quindi Salvini non potrà mai essere l'obiettivo delle sardine, bensì una persona può contraddire alcuni argomenti. Un teatro Goldoni di Venezia riempito in ogni ordine di posti ha ospitato ieri un vivace dibattito in vista del referendum sul futuro amministrativo di Venezia e Mestre, in programma il 1° dicembre, con interventi di rappresentanti del sì e del no. La partecipazione è stata talmente alta che in molti non sono nemmeno riusciti ad entrare a teatro. Teatro Goldoni di Venezia gremito ieri sera per il dibattito sul referendum del 1° dicembre, moderato dal direttore delle reti Media Nord-Est Luigi Bacialli. 600 tra veneziani e mestrini in platea, sui palchi e fin sul loggione si sono confrontati partecipi come mai prima d'ora sulla separazione di Venezia da Mestre, auspicata dal comitato promotore del sì e osteggiata dai sostenitori del no, che vogliono mantenere l'unione tra i due comuni. Un vero e proprio scontro tra i 4 relatori sul palco, Marco Sitrane e Deborah Esposti per il sì, Giorgio Dodi e Roberto Marangio per il no, con numerosi interventi dalla platea. Il dibattito è stato preceduto dallo scrittore Antonio Scurati, che ha letto un brano di un suo libro profetico pubblicato 10 anni fa, La seconda mezzanotte.
Racconta di una Venezia sommersa da un'onda di mare che non trova più le balene, non trova più le difese naturali a proteggerla e che ridotta in rovina viene poi venduta ai cinesi che ne fanno una specie di Disneyland così estrema del terzo millennio. E purtroppo questo romanzo scritto 10 anni fa che apparteneva alla fantascienza purtroppo oggi appartiene alla cronaca. È la quinta volta che si vota per separare amministrativamente Venezia e Mestre senza che il sì alla separazione abbia mai avuto la meglio. 40 anni fa il primo referendum. Oggi si dovrà superare il quorum del 50% più 1 perché la consultazione sia valida. Vivace e a volte aspro ma civile il dibattito, con molti interventi e domande dal pubblico per il sì o per il no. Non è costruendo un muro attorno alla città che si risolvono, perché nessuno dei problemi che grava su Venezia, turismo, ambiente, Mose, porto, e tutto quanto, non trova soluzione in una rappresentanza nuova che è quella del piccolo comune. La vera domanda dirimente per il sì e per il no è quale strada le due parti intendono percorrere per ottenere l'autonomia, in quali tempi e a quale costo. Dominante il tema del Mose, che ancora non funziona a pochi giorni dal trauma dell'acqua alta eccezionale di 1,87 m. E non è finita qui. Tra pochi giorni si replicherà lo scontro a Mestre. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca perché ci sono nuovi sviluppi nelle indagini dei carabinieri di Padova sull'assalto alla sala slot di Mestrino. Arrestato il secondo bandito. A fare la talpa un dipendente infedele. 17:15 entrano nella sala slot, bloccano il dipendente alla cassa e lo legano con delle fascette da elettricista. Poi arraffano tutto il contante pronto sul bancone. È il 22 settembre quando due persone fanno irruzione nella sala slot di Via dell'Artigianato a Mestrino. Un'indagine rapida, quella dei carabinieri, che 10 giorni fa, grazie alla targa dello scooter usato dai malviventi, individuano uno degli autori, un 60enne di Montagnana. Le sue dichiarazioni, il proseguo delle indagini ed ecco il colpo di scena. A fare da basista la presunta vittima dell'assalto, il dipendente in servizio in quel momento nella sala slot, un 37enne di Asiago, che ai due complici aveva dato tutte le indicazioni necessarie e indicato l'orario perfetto quando si contano i soldi prima di metterli in cassaforte. Per il secondo malvivente, un 40enne tarantino che gestisce un negozio di alimentari a Padova, scatta l'arresto. Al dipendente infedele è notificato un provvedimento di presentazione quotidiana ai carabinieri. Il lavoro di indagine della stazione carabinieri di Mestrino ha portato in un primo momento a cristallizzare il fatto e quindi arrestare il primo soggetto e poi a dare un profilo completo del fatto. Entrambi incensurati, sia il dipendente infedele sia l'ultimo bandito arrestato con l'accusa di furto aggravato. Durante le perquisizioni nelle case degli autori del reato, i carabinieri hanno recuperato i caschi usati durante il colpo, gli abiti indossati e parte dell'ingente bottino, 8.000 euro in contanti. E adesso il caso della bandiera del Veneto, cui è stato negato l'ingresso allo stadio Euganeo di Padova. Il presidente della Commissione Sanità, il leghista padovano Fabrizio Boron, della bandiera fa omaggio al questore della città del Santo. Questa bandiera è stata ritenuta una bandiera politica invece che quello che rappresenta realmente, una bandiera di popolo, di storia, di cultura, di tradizione della nostra terra. Registra da Palazzo Ferrofini di Venezia, affacciato sul bacino di San Marco e sede del Consiglio regionale, un video biglietto pubblicato sui social e diretto al questore di Padova, Paolo Fassari. L'autore è il leghista padovano Fabrizio Boron, presidente della Commissione regionale Sanità. Un biglietto video che annuncia un dono. Al questore sarà fatto omaggio della bandiera del Veneto, quella di cui aveva impedito l'ingresso allo stadio Euganeo, portata con sé da un giovane tifoso.
Solo la settimana scorsa, come segno di vicinanza alla città di Venezia, provata da giorni di acqua alta, a Vicenza, allo Stadio Menti, i tifosi hanno esposto centinaia di gonfaloni e non c'è stato ostacolo o problema. Nessuno ha invocato, come fatto dal questore padovano il 10 novembre, la determinazione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive. Per questo Boron, con il regalo spedito in busta ufficiale della Regione Veneto, invia una richiesta. Chiedendogli che domenica anche Padova possa all'interno del proprio stadio, allo Stadio Euganeo, portare questo simbolo di vicinanza al Veneto, di vicinanza alle popolazioni veneziane, perché questo è un simbolo che unisce, è un simbolo che al proprio interno ha scritto pace. Questo non è un simbolo politico, questo è il nostro simbolo della nostra terra. E il questore di Padova risponde al consigliere Boron e spiega la sua decisione: non ho mai voluto mancare di rispetto ad un simbolo così importante per i veneti. Sono contento che c'è stato un consigliere che ha offerto quella bandiera a me, ma io se lo facesse lo farei con molto piacere, con molta attenzione, perché questa è una terra dove mi trovo bene. Il questore di Padova Paolo Fassari ringrazia il consigliere leghista Fabrizio Boron per avergli inviato il gonfalone di San Marco. Allo stesso tempo però il questore torna sull'episodio incriminato, ovvero la bandiera veneta vietata all'interno dello Stadio Euganeo durante la partita tra Padova e Sud Tirol, e spiega. Quella bandiera non è entrata allo stadio perché era una bandiera del Veneto, quella bandiera non è entrata allo stadio e non sequestrata perché non aveva seguito le normali procedure che sono previste. Quello che mi dispiace è che si sia detto che il giudizio è a prioristico e per sempre. Non è così, perché la procedura prevede una comunicazione e un'approvazione, quindi nessun giudizio a priori, nessuno ha mai detto questa non entra qua. Desidero che tutto venga fatto attraverso una procedura. Poi è chiaro, e mi dispiace che enunciato questo tipo di principio ci siano state delle osservazioni, ci siano state delle manifestazioni di dissenso originarie da chi rappresenta istituzioni locali che tengono particolarmente al radicamento, all'autonomia. Quanto accaduto con la bandiera del Veneto dunque non deve essere strumentalizzato politicamente, puntualizza il questore, spiegando come mai prima della settimana scorsa non era mai stato negato l'ingresso del vessillo di San Marco. Devo dire che ci sono tante cose dalle quali noi cerchiamo di partire da un anno zero. Io ricordo, non a voi ma a me stesso, che in questo stadio, insieme all'amministrazione comunale, ci siamo accorti che alcune cose andavano migliorate e sono state migliorate. Alludo per esempio al miglioramento delle qualità della videosorveglianza. Non c'è stata nessuna mancanza di rispetto o intento di mortificare una territorialità, ha ribadito poi il questore, ma le procedure vanno rispettate e nel caso di bandiere non italiane o delle squadre in campo la normativa prevede che prima di esporle debba essere fatta una richiesta specifica al GOS, il gruppo operativo sicurezza responsabile degli accessi negli stadi. Dunque domenica prossima si potranno esporre e forse ci saranno anche molti striscioni in solidarietà a Venezia, ma tutti dovranno essere opportunamente segnalati. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10 in studio proprio il sindaco di Padova Sergio Giordani. Con il Veneto ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è nel mirino di nuove perturbazioni, seppur alternate a spazi più soleggiati. Vediamo dunque la situazione di giovedì 21 novembre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, con qualche precipitazione a carattere sparso, generalmente non di forte intensità. Non si esclude in giornata anche qualche pausa più asciutta e maggiormente all'insegna del sole. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci piuttosto frequenti, vedete, un po' su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche pioggia a carattere sparso, sarà più soleggiato invece sui settori alpini di confine. Temperature minime in calo intorno a -2 gradi, massime sui 9 gradi circa.
Bene, dal meteo per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.